Montipò, dicevamo, l'unico italiano. Diventa difficile parlarsi anche sulle marcature. Scusate se mi interrompo. Ecco Giannanginetto Frattin, amico di Paolo Zanetti qua. Mi ha detto che fa una fatica bestia a parlarci. Non si capiscono, lui dice ciao, vada lì, vada a Toso, lui dice ma Toso, nessuno si gira con Toso. Ci credo. È difficile. Toso è quasi esperanto, no? Dovrebbe essere capito un po' da tutti i linguaggi È sperato mondiali. che vada bene. E lui è uno che dice pane e salame al salame. Ma poi da distante, lui è anche un po', sai, siamo compagni di Postal Market. No, lui- nel senso, vabbè, nel senso Lui da vi distante conoscete non da è che ci vede tanto, adolescenti. a parte Bernard che ha i cavei che sembra telespalla Bob. Aveva fatto veramente un miracolo, Baroni, una squadra totalmente smembrata a gennaio. Ha In avuto la campionato- fortuna che c'era i campionati del Sì, mondo. che- No, quando c'è stato il campionato del mondo c'era quello col foglio rosa, Bocchetti, sì. che lui aveva dietro la P. Foglio rosa. Zaffaroni e Bocchetti. Hai ragione. Squadre tipo questa sera Belayan, Zaccagni, diciamo, tu li tieni e fai una struttura importante e poi li vendi a più soldi. Quello che ha fatto l'Atalanta sostanzialmente, cioè Nel Fantabosco si può fare una roba così, ma la società del Verona non può fare una roba così. Sì, da quello che